in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Sportello Pensionati. Vediamo subito chi sono i nostri ospiti di oggi. Con noi oggi in studio Fabrizio Bernardis dell'FNP CISL di Udine e Roberto Duca, sempre dell'FNP CISL di Udine. Grazie per essere qui. Buonasera. Beh, è un piacere avervi, era da un po' che non ci si vedeva, sì. No? E in questa puntata mi piacerebbe riprendere quanto già è stato così illustrato nella trasmissione precedente. Avevamo ospite la segretaria AST CISL di Udine, Renata Della Ricca, abbiamo parlato del bonus di 200 euro. Ecco, lei ci ha illustrato così per sommi capi chi sono i beneficiari di questo bonus, però adesso in questi ultimi giorni, cioè nel giro di una settimana, hanno cominciato a delinearsi ancora un po' di più, no, i limiti e anche a chi dovrà, chi potrà in sostanza usufruire di questa una tantum che si ritroverà nella paga del mese di luglio. Allora, cominciamo con chi? Cominciamo con Fabrizio. Con me. Parliamo proprio di questo, anche perché già si delineano, sì. Sono diverse centinaia di migliaia anche qui nella nostra regione le persone. Sì. Anche nella nostra regione, no? Si stimano circa 800.000 beneficiari, naturalmente è una stima preventiva, poi insomma bisognerà vedere quale sarà il numero. La misura è stata introdotta con il decreto aiuti recentissimo, dentro il quale ci sono diversi provvedimenti. Uno riguarda la prosecuzione degli sconti sul caro energia e quindi per calmierare il costo in bolletta anche per il terzo trimestre. Uno è proprio questo, è quello del bonus 200 che tutti si aspettano e del quale tutti parlano. È praticamente un bonus una tantum che viene erogato proprio perché in questo contesto inflattivo generale le famiglie, diciamo così, sono in sofferenza, soprattutto quelle in basso reddito. E il bonus, questi 200 euro quindi, che saranno praticamente erogati una tantum, innanzitutto sono esenti da tassazione, quindi non verranno tassati. Il limite reddituale è quello dell'IRPEF lordo di 35.000 euro annui. Attenzione però che bisognerà, non verranno calcolati il reddito della casa di abitazione, eventuali benefici tipo gli assegni familiari ed anche indennità di fine rapporto, non verranno calcolati per il tetto dei 35.000 euro. Quale reddito 35.000 euro? Per quasi tutte le categorie dei beneficiari sarà il reddito 2022, ad eccezione dei lavoratori stagionali per i quali verrà preso in considerazione il reddito 2021. Quindi, allora, facciamo le corna. È per forza che la platea è piuttosto ampia, perché se si pensa che anche sono tante le persone che percepiscono un reddito lordo inferiore ai 35.000 euro, poi dobbiamo pensare anche ai pensionati. Esattamente. Pensionati, dobbiamo pensare agli stagionali, dobbiamo pensare alle colf, quindi c'è tutto un... Diciamo anche che gli autonomi, no? Esatto, il paniere dei beneficiari è amplissimo, insomma, perché i lavoratori dipendenti, pensionati, colf e badanti, con una particolarità. Poi si dovrà vedere chi sarà a doverlo erogare questo bonus. Ecco, perché adesso sono proprio dei punti. Perché adesso chiaramente, non so, il datore di lavoro è la famiglia, ma la famiglia non è un sostituto d'imposta, probabilmente sarà l'INPS a farlo. Di tutte le cose, tutti gli aspetti un attimino grigi dei quali parlerò, però siccome il decreto non è ancora pubblicato ci saranno sicuramente degli interventi, come dire, attuativi e esplicativi, quindi anche rispetto al colf e alle badanti, dove pare non ci sia l'automatismo nell'erogazione del bonus, automatismo che si avrà invece
in busta paga sia per i dipendenti che per i pensionati, quindi probabilmente bisogna fare domanda. Altra fascia che rimane un attimino da disciplinare per quanto riguarda le modalità di erogazione è la fascia dei lavoratori autonomi, praticamente. Per quanto riguarda anche chi percepisce il reddito di cittadinanza, sì, perché anche, nell'elenco è inserito esattamente, anche i beneficiari di reddito di cittadinanza hanno diritto al bonus. Particolarità di questo bonus, non è familiare, attenzione, a parte il reddito di cittadinanza, ma voglio dire, se in famiglia marito e moglie sono entrambi pensionati con un reddito lordo inferiore a 35.000 euro, tutti e due hanno diritto, no? Quindi non si fa cumulo. Quindi diciamo così diventeranno 400, no? Quindi effettivamente si tratta di una misura che un qualche ristoro lo dà, anche se torno a dire è una tantum. Anche i disoccupati avranno diritto al bonus purché godano dei provvedimenti integrativi che vengono erogati dall'INPS, cioè voglio dire NASPI, l'indennità di disoccupazione e la DISCOL. Ci sono purtroppo, come in tutti questi casi, alcune zone d'ombra, io le chiamo d'ombra perché fino a quando non avremo il testo definitivo non si può dire con certezza parlare di esclusione, ma pare, e dico pare, che siano esclusi praticamente le categorie che non hanno una posizione previdenziale accesa presso l'INPS. Cosa vuol dire? Chi ha l'assegno sociale, che quindi è un beneficio di tipo assistenziale che non è sorretto o preceduto da contributi, pare che sia escluso. Così potrebbe accadere anche per chi è disoccupato e non percepisce a giugno indennità di disoccupazione. Comunque bisognerà attendere che esca il decreto. Ecco. Cioè, di sicuro il provvedimento è sicuro. Assolutamente sì. Però quindi il decreto con le specifiche deve essere ancora pubblicato, esattamente. Sì. Quindi noi speriamo che per tutte le famiglie che hanno bisogno, perché ricordiamoci che l'inflazione, come diceva, per citare Einaudi, è la peggiore delle tasse, nel senso che va a penalizzare fortemente le persone a basso reddito. Cioè, per fare un esempio pratico di casa, è chiaro che se uno ha sete e da un rubinetto carica 1 litro d'acqua, improvvisamente gliene viene giù soltanto mezzo litro, comunque si disseta. Ma chi ha soltanto mezzo litro d'acqua e lo perde o ne perde in parte, voglio dire che ha molte più difficoltà. Questo detto proprio in soldoni, no? In termini pratici, è l'effetto dell'inflazione che è micidiale. Stiamo parlando di un'inflazione al 6%, è un'inflazione che preoccupa tantissimo perché può creare dei disordini sociali. E il disordine sociale voglio dire, è la piaga che bisogna assolutamente scongiurare. Per questo i sindacati, se plaudono a questa misura, a questo intervento, diciamo così una tantum che porterà sicuramente un po' di sollievo alle famiglie meno abbienti, tuttavia sottolineano da più parti, anche il nostro segretario regionale Montico l'ha recentemente in intervista sottolineato, necessitano e premono sul fatto che si assumano delle misure di tipo strutturale. Cosa vuol dire strutturale? Vuol dire continuativo. E quindi bisognerà agire in qualche modo sui salari. Di questi giorni mi pare che per esempio per i dipendenti pubblici stanno già lavorando. Cosa vuol dire? Aumenta la possibilità di acquisto che tu hai, perché l'inflazione diminuisce fortemente la possibilità di acquisto, quindi addirittura per le famiglie a basso reddito scarsa possibilità di approvvigionarsi di quelli che sono i beni primari, con tutte le conseguenze del caso. Tantissime altre misure si possono prendere, per esempio il controllo, la calmierazione del costo degli affitti. Bisogna comunque fare qualcosa. Noi premiamo, la CISL preme, continua a sollecitare, continua a tenere un rapporto di concertazione e trattazione come è il nostro stile, nel senso che non si vuole andare allo scontro, si vogliono cercare discussioni, si vuole dialogare insieme con gli altri sindacati confederali. Per cui ecco, io mi auguro che si riesca in qualche modo ad ottenere una situazione di contenimento ed una situazione in cui le famiglie possono essere ristorate e possono stare al sicuro anche dal punto di vista psicologico. Noi puntiamo, secondo noi, e questo è uscito, scusate se un po' mi dilungo, ma abbiamo avuto recentemente un congresso nazionale dell'FNP dei pensionati a Riccione e proprio c'è stato un focus su questo tipo di problemi. E si è rifatti all'esempio, non so chi di voi, ma sicuramente se siete pensionati ricorderete il patto sociale che è stato sottoscritto, fra virgolette, fra le parti, fra datori di lavoro, fra Confindustria, sindacati e governo, ai tempi del governo Ciampi e del governo Amato, in cui c'era una fortissima crisi, un patto sociale che ha fatto sì che ci si dotasse delle regole stabili, degli accordi, che hanno avuto grossissimo successo nel frenare il problema economico a quel tempo. E quindi noi
Ecco, dal punto di vista proprio sindacale, rassicuriamo gli iscritti e tutti quanti rappresentiamo, nel senso che ci stiamo muovendo, sollecitando e che stiamo monitorando con grandissima attenzione quello che succede. Fabrizio, a questo punto passerei la parola a Roberto. Roberto, Sì. che ha appena chiuso lo sportello a Cividale ed è corso sì. qui. Sì, dico, stiamo operando anche noi nel territorio udinese, Bassa Friulana, con sollecitudine, anche perché più vicini stiamo agli iscritti e alle persone, parlando di pensionati, quindi di una certa età, anziani, no? Difatti stiamo facendo una politica di apertura di sportelli di ascolto sia a Rivignano, una nuova sede a Udine, abbiamo rimesso a posto la sede giù a Tor Viscosa, che la dedicheremo a un altro purtroppo sindacalista morto di malattia, Salvador Augusto, che molti conoscevano, quindi faremo che anche si occupava questa... soprattutto, possiamo ricordarlo un attimo, Augusto Salvador, no? Sì, Augusto Salvador, che si occupava soprattutto del settore della chimica, plastica, nella bassa friulana, brava persona, quindi il San Giorgino era praticamente tutta quella San zona Giorgino, lì. Tor Viscosa, certo. sì, anche Cervignano, alcune parti. Comunque una persona che ho conosciuto ed era bravissima. E quindi a Tor Viscosa dedicate la sede? Già è dedicata a un altro sindacalista, diciamo vecchio sindacalista, Molinari, di tanti anni fa, brava persona, che ha istruito e ha portato la CIS a Tor Viscosa, e adesso la dedichiamo e la intitoliamo anche ad Augusto Salvador, proprio per l'immagine e la presenza che ha fatto in quel territorio. Diciamo, mi fa piacere questo, perché ricordo che Augusto Salvador era sempre molto puntuale, preciso, era sempre pronto, ci telefonava, ci ricordava, ci avvisava, era spesso presente anche nei nostri telegiornali, proprio perché ci teneva in contatto e ci raccontava quelle che erano praticamente le problematiche anche in quei tempi, che non erano di piccola entità. Sì, ma poi lui era comunque una persona anche che amava e voleva aiutare anche nel sociale, come sapevi faceva parte anche, aiutava a Santo Stefano la Via Arte, come si chiamava lì, l'associazione che vede delle persone disagiate e quant'altro. So che lui andava spesso lì a trovarli, a vedere e a fare delle iniziative, quindi un'anima, una persona che insomma era portato per le persone meno fortunate, ecco, diciamo. Ecco, mi ha fatto piacere ricordare Augusto Salvador, che per anni è stato un caro amico anche appunto di Telefriuli. Quindi come dicevo, siamo in chiusura? No. Dobbiamo un attimo fermarci. Facciamo un pensiero, rivolgiamo un pensiero ad Augusto, facciamo una piccola pausa e poi ritorniamo qui in studio. Va bene. Ed eccoci nuovamente in studio. A questo punto posso dare il là alle telefonate e agli sms 0432 573517 per parlare direttamente con i nostri ospiti, oppure inviare solo sms al 351 570 5687. Abbiamo una risposta, avevamo promesso la settimana scorsa che in apertura di trasmissione avremmo risposto, non ce l'abbiamo fatta. Allora, buonasera, ho 29 anni di contributi versati, ma ho 53 anni, ho una reversibilità, ma quando avrò l'età prenderò anche la mia per i miei contributi versati? Grazie. Beh, certo. Chi risponde? Certo, vado in automatico, dai. Certo, sicuramente prenderà appena avrà le caratteristiche per uscire in pensione. Naturalmente poi verrà fatta la pensione sua più quella di reversibilità rispetto alla percentuale prevista. Basta che la signora o il signore, se non so chi sia, vada a un patronato, non so se sia uomo o donna. Sì, o uomo o donna, vada al patronato e si faccia fare le carte sia per quanto riguarda la sua pensione che poi il conteggi per quanto sarà
la quota di reversibilità che verrà caricata. Comunque ha 53 anni. Sì, è giovane ancora. È ancora da quel giovane. punto di vista. Ce n'ha ancora un po', no? Ne ha ancora un po', sì. Deve lavorare ancora un po'. Ancora deve arrivare a 62 anni e 10 mesi, al momento. Al momento, se poi cambia, vediamo. Per C'era quanto un'altra riguarda domanda, il bonus di 200 euro, di cui abbiamo parlato anche appunto la volta scorsa. Quando li prendiamo, su quale stipendio? Serve anche ISEE? Assolutamente No, non serve? Assolutamente? Assolutamente no. No, l'ISEE questa volta non c'entra. Praticamente no. Il reddito lordo, che tra l'altro è il reddito 2022, quindi bisogna andare a vedere, come dicevo prima, cosa succede alla fine dell'anno in sede di conguaglio. Ma lo prenderemo a luglio, praticamente in busta paga, e sarà un automatismo, no? Viene erogato dal datore di lavoro, il quale poi lo recupererà secondo quelle che sono le istruzioni che saranno impartite del caso, insomma, quindi tranquilli. A luglio. Fra l'altro i pensionati che hanno la 14ª quindi, no, avranno un bel regalino, quello. perché il mese di luglio si ritrovano ad avere pensione, 14ª e il bonus da 200. E quindi quelli sono i più, come dire, no? Fra virgolette fortunati naturalmente. Tanto comunque si devono spendere tra tasse, tra questo, tra in quello, qualche maniera vanno comunque. Vanno comunque. Vanno comunque. Purtroppo... Subito, no? Il pessimismo cosmico. No, è realismo. È realismo. Roberto, mi stavi dicendo appunto che siete impegnati sull'apertura, no? Poter arrivare diciamo più capillarmente proprio nel territorio, faremo queste nuove iniziative e quant'altro. Poi direi che anche che abbiamo appena concluso un corso di informazione e formazione su come usare, soprattutto per le persone più anziane che sono in pensione, lo smartphone. Abbiamo fatto 30 ore di formazione su come si usa, dalla più semplice operazione alla più complessa, e vi dico la più complessa, tipo lo SPID, tipo entrare su IO, sulle app delle banche, sulle app dell'INPS e quant'altro. Quindi... E che poi devi avere tutta una serie, no, di codici. Dove te li devi segnare? Cioè, o fai lavorare il cervello per ricordarti, perché tra SPID, tra questo, tra PIN... credimi, non dico che diventa difficile gestire lo SPID, ma se non hai una certa velocità nel farlo, nell'operare, rischi di andare fuori dal tempo. Una roba da matti, ho detto, non è possibile. Io so addirittura di persone che non si ricordano dove lo hanno nascosto. No, prima di operare e aprire sull'app lo SPID dovete avere tutto davanti, perché sennò non ce la farete mai ad entrare nei tempi dettati. E che poi magari qualcuno nasconde per non lasciare in giro, e poi non si ricorda dove è stato messo. Questi sono purtroppo i vincoli di chi in qualche maniera segna le cose. Prima di usare queste cose bisogna avere tutto davanti agli occhi e poi si usano, se no se cominci a dire devo cercare questo, sei morto, sei finito. Senti Roberto, volevo chiederti, te lo volevo chiedere ancora dall'inizio della trasmissione, so che c'è una richiesta particolare, no? Che ti chiedono aiuto in questo ultimo periodo, soprattutto per una cosa particolare. Già me ne aveva accennato in una delle puntate passate, che poi eravate insieme quella volta. Sì, no? probabile. Arrivate sempre insieme voi. Ci vogliamo bene. Ormai abbiamo fatto coppia. Coppia per la trasmissione Sportello. Sì, certo. Ecco, quindi c'è effettivamente questa richiesta che è maggiormente ricorrente rispetto ad altre problematiche. Sì. Qual è questa richiesta? Diciamo che il problema adesso che rimane sempre in piedi e che io noto essendo nella commissione INPS come presidente del comitato INPS, è che noto sempre di più, al di là dei ricorsi che si fanno per invalidità, sull'invalidità, su tante altre, sulla NASP, tante altre cose, c'è un problema che non riusciamo a far calare, anzi sta aumentando in maniera esponenziale. Cos'è? Che le persone che sono ammalate non giustificano l'assenza nelle ore in cui devono stare a casa e in cui devono avere la possibile visita fiscale. Cioè, le persone si dimenticano queste cose e poi trovano delle giustificazioni a dir poco anche assurde,
o non funziona il campanello, o erano dal medico, o erano in farmacia, o erano addormentate, no? Stavano riposando, che non tengono. Quindi lì sono soldi, ripeto, sono soldi che perdono sulla busta paga e non riusciamo, almeno io mi sento in grossa difficoltà, a far capire alle persone che devono stare attente, devono fare ciò che è previsto. Quindi se non funziona il campanello, controllarlo che funzioni. Quando dalle 10 a mezzogiorno e dalle 17 alle 19 devono stare a casa a disposizione del medico se viene a fare il controllo, che può essere casuale o mandato dall'azienda. Non esistono le scuse farmacia, medico, ero in ospedale, non esistono, se non preventivamente mandate all'INPS. Tu sai di avere quindi preventivamente, una visita. quindi non è che mi difenda, che io mi possa difendere dopo mostrando, sì, guardate, se tu sai ti dimostro che... Esatto, in quella visita alle 5:30 bisogna avvisare. Tu mandi sulla mail che è prevista dall'INPS, guardate che io in quel giorno mi troverò là da quell'ora all'ora per questo tipo di visita. E quindi loro sanno e sei giustificato. Devi farlo in maniera preventiva. Ecco. Quando Perché tu se lo sai che fai devi postuma esatto. non va bene. Un'eventualità che capiti di star male a casa e andare dal medico di base perché stai magari mal di te, lì non puoi avvertire, però il medico deve dare la giustificazione inerente al problema serio, se no non vale neanche quella. Perché Ma come medici, mai sta aumentando questo? Secondo me è un momento di, come si può dire, ci sono dei periodi in cui la gente molla, sa? Si rilassa e non bada più di tanto perché magari è piena di altre cose, è piena di problemi, la famiglia, non ci sono i soldi, l'affitto non arriva, posso capire anche, però questo vuol dire perdere soldi, quindi già hanno problemi, se poi vanno anche a perderli, perché poi ti prendono quindi 10 giorni di lavoro, non quanto? 10 giorni di lavoro, non uno. Per ogni... Se tu praticamente non ci sei... O per il periodo minore che tu sei stato in malattia. Quindi loro vanno lì, tu non ci sei, ti tirano via i soldi. Se ti mancano 2 giorni o 3 giorni da quando deve fare la visita, anche se confermata la malattia, ti tolgono quei giorni, perché non è giustificabile l'assenza, non è giustificata l'assenza. Sì, io dico, io ci penserei 3 volte prima di fare una monata da quel punto di vista, non diciamo altre parole, no? Ecco. Però vedo che invece questo accade. E quindi tu non riesci chiaramente a risolvere no, questo non problema. riesco a risolvere, adesso devo vedere, Pur di fare un essendo incontro con i medici, con l'ordine dei medici, per dire scrivete gli indirizzi giusti, controllate prima di spedire, sono tutte cose che sembrano banali, però poi fanno male. E è una cosa che sicuramente è vera, purtroppo lì sono convinto che è vera, il più delle volte i certificati si avvertono via telefono, dottore sto male, ho un'influenza, ho 38 di febbre, quali sono i sintomi? E gli fa il certificato. Poi se è sbagliato non puoi recuperarlo, no? Se sei lì lo recuperi. Una volta spedito, sbaglia il numero, il medico va là, prova, vede, non trova, se ne va e non ti pagano la malattia. Quindi attenzione, soprattutto i lavoratori, state molto attenti a queste cose. Nei periodi di reperibilità per la visita fiscale, a casa, non si va in giro da nessuna parte, neanche nel cortile, casa, dentro. Sono 2 ore e 2 ore, non è che sono 8 ore, sono 2 ore e 2 ore, state fermi. E così, secondo me, questo è per tutte le patologie o solamente... Le uniche patologie escluse sì. Sono quelle patologie psicologiche, in cui la persona magari è meglio che anche si muova, e quelle di solito sono più chiuse in casa, no? Invece preferiscono, però sono patologie, come dico, particolari, quindi da valutare dal medico e da quanto, non ce ne sono molte, diciamo. Ritorniamo la parola a Fabrizio. Effettivamente hai il tuo bel da fare, se mi dici che stanno avendo un incremento. Sì, poi ti chiamano per dirti, non mi hanno pagato la malattia, cosa devo fare? Ricorso, già presentato, fammi vedere il ricorso, quando non è idoneo. Niente da fare. Niente da fare. Fabrizio, ci sono anche altre novità, no? Per quanto riguarda... Sì. Soprattutto per quanto riguarda i servizi ai nostri iscritti, no? Ai quali noi naturalmente, ai nostri iscritti noi dobbiamo molto, nel senso che sono la nostra linfa vitale, non solo li rappresentiamo ma anche li aiutiamo. Per esempio noi come FNP Udinese abbiamo una 50ina di volontari che coprono un territorio che va
da Tricesimo giù fino al mare, e che va da Codroipo fino a Cividale. Quindi cerchiamo di fare del nostro meglio per essere utili. Una cosa che riusciamo a fare, che proprio di questi giorni, perché abbiamo avuto, come dire, le modalità tecniche per poter realizzare questo obiettivo, è il rilascio del cedolino del modello OBISM o della certificazione unica ai nostri iscritti. Allora, la certificazione unica, magari quando uno va a fare 730 al CAF, il CAF è in grado di fargliela avere, ma non sempre uno ha bisogno di fare il 730, mentre ha bisogno di avere, o vuoi la certificazione unica, vuoi l'OBISM perché deve dimostrare una certa posizione reddituale rispetto a dei benefici assistenziali. Ecco, adesso nei nostri sportelli noi ci siamo attrezzati per farlo. In questi giorni partiremo e la procedura non è impossibile, nel senso che cosa devo fare? Intanto è gratuito, come tutto quello che facciamo nei nostri sportelli. E basta portare la carta d'identità, basta praticamente portare il certificato di pensione e bisognerà portare, se possibile, se vi ricordate, qual è l'importo dell'ultima pensione percepita. Se invece vi siete già registrati sul sito dell'INPS, ma per qualche ragione non avete lo SPID, ma siete comunque registrati, basta praticamente col codice fiscale vostro, vi arriverà un messaggino sul cellulare. Perché sul cellulare? Perché quando vi siete registrati in MyINPS avete sicuramente dovuto indicare un cellulare e una mail. Vi arriva un SMS, un OTP si chiama, che è una password temporanea. È un codice di 6 cifre, noi lo inseriamo nel programmino dell'INPS e in 2 secondi avrete quello che vi serve. Per cui noi siamo, voglio dire, a disposizione. Vi ricordo ancora una volta, iscrivetevi, per favore iscrivetevi alla CISL, soprattutto l'FNP. Guardate che tutte le prestazioni, cioè vi sono notevoli vantaggi, tutte le prestazioni del patronato, che sono parecchie, e delle quali magari in questo momento uno non ha bisogno, ma poi per una reversibilità, per una maggiorazione di pensione, per una cosa o per l'altra, può averne bisogno, sono gratuite per gli iscritti. Tantissime delle prestazioni dei CAF sono, diciamo così, a percentuale ridotta, per cui ci sono dei vantaggi. Abbiamo anche 2 piccoli vantaggi, se volete, sono piccoli, ma comunque abbiamo un'assicurazione contro il furto per un montante minimale, però ce l'abbiamo. Abbiamo anche un'assicurazione per gli infortuni, abbiamo anche tutta una serie di convenzioni con delle attività imprenditoriali, negozi e anche, voglio dire, centri sanitari che concedono dei piccoli sconti agli amici nostri che hanno la tessera. Ricordatevi anche che CISL non è solo il sindacato degli attivi o non è solo quello dei pensionati, ma il patronato INAS è una branca della CISL, il CAF è una branca della CISL, la Diconsum è una branca della CISL, Anteas, che è il nostro braccio operativo sul territorio, cioè quello che non è la parte burocratica ma la parte attiva, operativa, viene curata da Anteas e CISL. SICET per gli affitti e CISL. Quindi entrate nella nostra famiglia. Chiudiamo. Andiamo in pubblicità, dopo il jingle pubblicitario sull'FNP e su tutto quello che è sui servizi. Va bene, su lui ha tutti gli investimenti. Oggi non chiamano però. Ok. Ci facciamo una piccola pausa giustamente, vabbè, si vede che oggi che non ha, è bel tempo. Tu vuoi avere le telefonate, mi raccomando, chiamate, vedete il numero in sovraimpressione 0432 57 3517, perché Roberto Duca oggi vuole parlare a tutti i costi con qualcuno no? Sì, direttamente, non solo su messaggi. Il termometro della vita dei pensionati, degli attivi, è quando chiamano. Chiamare. Bene, ci facciamo una piccola pausa, fra poco. Eccoci nuovamente in studio. Roberto, prima ho detto che avevi chiuso lo sportello al volo per venire in trasmissione, per arrivare qui puntuale in trasmissione. Abbiamo una telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Vedi, hai chiesto le telefonate e adesso arrivano. Chi abbiamo in linea? Pronto? Buonasera. Buonasera, parlo da Aquileia. In base ai 200 euro che dicono per i pensionati, così, io ho la minima, 800, 750, dopo 40 anni di lavoro, 70 anni, anche perché l'ultimo ho fatto part-time per i problemi,
e mio marito anche, sì, da tanti anni, quei 200 euro che dicono che daranno A luglio? ai pensionati, ho sentito alla larga, bisogna fare qualche domanda, qualcosa? No. Non deve fare nulla, signora, le arrivano automaticamente. No? Sì. Sto rispondendo io al vostro... sì, ormai l'abbiamo detto. rispondete, rispondete voi. No, è un automatismo, signora, tranquilla. Ah, Lei che benò? Che benò? Vero? Comunque è Perfetto. e sia lei che suo marito mi ha detto, no? Siete in due. Sì, infatti. sì, ecco, sì. arriva sia l'uno che all'altro. L'importante è non superare. non avere No, oltre no. ognuno 35 Magari, euro. magari, però non ci lamentiamo. Ecco, quindi praticamente se è sulla busta paga di luglio, Di luglio. sì, è non per il pensione mese di luglio, sulla busta paga di luglio. Paga di Ma luglio, io prendo esatto. anche la 14ª. Bene, Anche quindi, quella. e anche suo marito la prende? No, mio marito non arriva, Non la ne ha più perché, di 13. perché l'ordo è 1100, 1020, se non arriva. Sì, non arriva più. Sì, e comunque, insomma, Beh, no? bene. Andremo a mangiare la pizza. Mangiare la pizza. Grazie Una buona mille. idea, signora. Sì, buona idea. ecco. Altro Grazie. no, perché faccio da sola. Sì. Grazie, arrivederci. Grazie per aver Arrivederci. chiamato. Buonasera. Boh. Quindi Diciamo che, ritorniamo. abbiamo- Sei contento che hai potuto Sì, parlare sì. con Ho i sentito telespettatori? Perché io lo dal di so fuori. che a te fa No, piacere è la vita, parlare è la con le vita, è la persone, vita. è la vita. È la vita. Oggi con quante hai parlato? Io con tantissime. Ecco. Oggi nelle sedi zonali, anche se sei nei pensionati, arriva gente attiva, pensionati, uno che vuole informazioni, uno è venuto per i bonus delle bollette. Ecco. Cioè lì entrano di tutto e di più. E tu, la mia fortuna è che ho fatto delle esperienze all'interno del sindacato, sia metalmeccanico sia nell'ufficio che mi permette di avere queste conoscenze, quindi diventa facile rispondere. Diventa facile Ed è rispondere. importante dare risposta alle persone. Sì. Dopodiché, come dicevo prima, abbiamo finito il corso dello smartphone, adesso lo porteremo nei territori diversi da Udine, piano piano in tutti i territori, quindi non so da dove inizieremo, però se ci sono pensionati iscritti che vogliono avere questa sfida di imparare a gestire lo smartphone in maniera tranquilla e calma, diciamo su tutte le cose, si facciano avanti nelle sedi zonali e poi dove abbiamo più richiesta andiamo a fare i corsi. Come dico, il corso impegnativo. Sono una fortunata che riceve una pensione di 115 euro e prenderò la 14ª e 200 euro. Volevo sapere come funziona il RED, lo facevo ogni anno, ora sembra si faccia su sollecito INPS. Grazie. Sì. Il RED, allora praticamente tutti i trattamenti previdenziali che sono correlati al reddito, che sono come per esempio la 14ª, vengono verificati attraverso il famigerato, famoso, notissimo, stranoto modello RED, che è una verifica praticamente del reddito e viene fatta perché? Perché purtroppo nel 730 non ci sono tutte le voci reddituali che invece l'INPS pretende di avere. Quindi il modello RED di norma viene compilato dal CAF e di norma si viene avvisati dal CAF che bisogna venire a fare e prendere l'appuntamento per fare il modello RED. Quindi questo succede ogni anno, di solito nei primi mesi dell'anno. Spero di aver risposto in modo esauriente, signora. Bene, siamo giunti al termine della trasmissione. Tu È dovevi stato- parlare con me. No, non c'è stato tempo, bello. non si può. Già perché- finito, abbiamo finito. Abbiamo finito, sì. Vabbè, faremo Sei la dispiaciuto? prossima. Ecco. Faremo la Allora, prossima. faremo la prossima. Andremo a puntate come i telefilm. Bene, ringraziamo Roberto Duca e Fabrizio Bernardis, entrambi dell'FNP CISL di Udine. Grazie per essere stati con noi. So Grazie. che tu dovevi Grazie parlarmi a lei. anche di altre cose. Quando Torno ritorni, un'altra volentieri, torno volentieri. Grazie per averci seguito, ci vediamo mercoledì prossimo, sempre Buonasera. alla stessa ora, puntuali alle 18:15 di mercoledì. Arrivederci. Arrivederci a tutti. In collaborazione con FNP CISL Udine.